Ciao! Oggi con questa prima video ricetta vorrei fare assieme a voi charsons. Parto da questo piatto perché ne ho sentito parlare in televisione in una nota trasmissione televisiva dove se ne parla come di un piatto difficile e segreto. In effetti il segreto c'è ed è che ogni donna li fa come le pare, ovvero con quello che ha in casa. C'è stato nei primi anni 70 un concorso indetto da Gianni Cosetti dove ha chiamato le donne della Carnia a preparare i charsons e ne ha ottenuto 40 ricette, tutte completamente differenti una dall'altra. Oggi con voi ne voglio fare un tipo semplice, facendo la pasta con farina. Quanta farina? Un po' di farina, acqua e sale, e il ripieno lo faremo con delle patate lesse, qualche noce, così già sgusciata, un po' di uvetta che poi andremo ad ammollare e un po' di menta fresca. Non avete la menta fresca, usate la menta secca. E poi li condiremo con della ricotta affumicata e burro fuso. Non voglio dire che sia il piatto più leggero per l'estate, però non hanno nulla da invidiare, anzi forse sono più coerenti con la nostra tradizione culinaria italiana rispetto ai ravioli orientali. Sono quindi dei ravioli ripieni e bando alle ciance, adesso andiamo a farli.